Partita da non fallire per entrambe le formazioni opposte allo stadio Broccoleri di Favara. Da una parte il Castrum Favara che deve cercare i punti che servono per evitare i play-out. Dall'altra parte l'Igea Virtus che invece deve rialzare la testa dopo il KO nel recupero contro il Locri. Ma succede qualcosa di incredibile già nel pre-partita. Uno scontro tra uno degli assistenti del signor Manzini e uno dei componenti della panchina dell'Igea Virtus durante il riscaldamento va fuori uso per qualche minuto l'assistente e dunque il direttore di gara di Verona deve iniziare tutto da solo. Ma veniamo alle immagini della partita prodotte dal nostro Giuseppe Montalbano e subito un'occasione per l'Igea Virtus con questa palla messa in mezzo molto velenosa da parte di Carullo sulla quale non arriva nessuno. Insiste la formazione guidata da mister Pannarelli con questo pallone crossato, la palla arriva tra i piedi di Calafiore che spara la bomba da 25 metri e può festeggiare nel migliore dei modi la nascita del suo secondogenito per il vantaggio della nuova Igea Virtus, un capolavoro da parte di Claudio Calafiore. Nel frattempo la buona notizia è il ritorno in campo dei due assistenti, il signor Vatiero e il signor Morsanuto. Dall'altra parte subito prova a reagire il Castrum Favara col colpo di testa di Nacio Varela che non trova i pali, poi ancora Nuova Igea Virtus che cerca questa incursione con la palla che si perde di poco fuori, era rimasto comunque fermo Scuffia, prova a reagire la squadra di Infantino con questo colpo di testa da parte di Traoré che trova anche una deviazione prima della parata da parte di Costantini. Ma attenzione a questo tentativo sulla sinistra da parte di Lapiana, serie di finte, il cross, pallone al centro, palla che rimane lì e conclusione respinta ai danni di Vaccaro da parte del solito Costantini che sarà grande protagonista dell'incontro. Qui Traoré cerca di creare, poi la palla messa in mezzo dalle parti di Lapiana che viene travolto proprio dal portiere con la maglia numero 79, il direttore di gara fischia contro il numero 10 della squadra di casa, ma dalle immagini possiamo vedere l'uscita in ritardo da parte di Costantini. Potevano starci gli estremi per il calcio di rigore e invece si è ripartiti con una punizione in favore della nuova Igea Virtus. Insiste però il Castrum Favara con questo diagonale da parte di Baglione e palla che si perde di pochissimo oltre la porta difesa da Costantini. Una delle ultime azioni del primo tempo per il Castrum Favara con il cross di Palermo, non perfetto Costantini che deve affidarsi all'aiuto di Ferrante e di Maltese per allontanare la minaccia. Poi ultima iniziativa della frazione con questo cross dalla sinistra, ci prova Varela, blocca senza grossi problemi Costantini. Con le immagini passiamo alla seconda frazione con la nuova Igea Virtus che cerca di attaccare direttamente da fallo laterale, poi controllo e conclusione velenosa da parte di Carullo con la sfera che si perde fuori. Poi ancora la compagine giallorossa con questo cross messo in mezzo, la palla balla in area di rigore e non riesce a correggere tra i pali Cannatella. Cerca allora di imbastire una nuova operazione offensiva il Castrum Favara con Lapiana, questo tiretto pericoloso che viene messo in calcio d'angolo da Costantini, ma è il preludio al gol che arriva sugli sviluppi della palla inattiva successiva. Colpo di testa da parte di Costantini che mette il pallone in calcio d'angolo, ma dall'azione che ne segue arriverà la rete del pareggio. Imbastisce Baglione, la palla poi è sulla destra per il cross di Vaccaro, colpo di testa imperioso del solito Nacio Varela che vola in cielo a prendere questa palla e a metterla laddove l'ottimo Costantini non riesce ad arrivare, e il gol dell'1-1 è ancora una rete pesantissima da parte di Varela. Qui ancora proteste da parte della Castrum Favara per un contatto all'interno dell'area di rigore, ma attenzione alle ultime azioni di questa partita con questa palla che balla pericolosamente nell'area favarese ma non viene corretta in porta da nessuno. Poi ultima azione con questa deviazione maldestra e il volo miracoloso di Costantini a negare la vittoria al Castrum Favara. Finisce 1-1 al Broccoleri, è un punto che serve a poco soprattutto ai padroni di casa. Da Sportisidi è tutto, alla prossima.